oggi in questo interessante convegno sulla tutela dell'ambiente marino. Ecco, la vostra è una costante opera di attenzione al territorio e a tutta la costa agrigentina. Sì, assolutamente. Oggi siamo qui a Villa Genuardi con la Lega Navale, un partner istituzionale con cui condividiamo i valori della tradizione marinara e della difesa dell'ambiente. È importante parlare di ambiente affinché possa essere portato questo messaggio a tutti, ma soprattutto alle nuove generazioni, ai ragazzi che devono vivere in un ambiente sicuro, e quindi il concetto della sostenibilità è un concetto e della tutela dell'ambiente che va esteso a tutti quanti. Ecco, voi state attenti al territorio, in particolare un'azione di controllo verso l'abusivismo. Assolutamente, il Corpo da sempre è impegnato per le azioni di controllo del territorio, sia per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda l'abusivismo della fascia costiera, tutte le tutele per il mare, affinché il pubblico uso del mare sia un corretto uso da parte di tutta la collettività. Ecco, i danni del ciclone Harry, del maltempo, hanno causato particolari situazioni purtroppo anche di pericolo. Ecco, questo voi cosa cercate di fare? Assolutamente, diciamo che il ciclone Harry è stata una perturbazione che ha colpito un po' tutte le coste del sud della Sicilia, la zona ionica della Sicilia. Anche quest'area è stata interessata, però quello che si è visto è stata una risposta pronta e immediata da parte di tutte le istituzioni affinché ci possano essere delle azioni concrete. Oggi in questa iniziativa della Lega Navale, dove si parla della tutela dell'ambiente marino, ecco quanto è importante tutelarlo? È essenziale, fondamentale. Oramai la tutela dell'ambiente fa parte della coscienza civica e prima ancora fa parte di un quadro normativo molto ampio ed articolato che deriva intanto dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, che poi ha dato luogo alla normativa interna di adeguamento a questo quadro normativo, che nel dettaglio individua le attribuzioni, per esempio, della Guardia Costiera in materia per l'appunto di protezione dell'ambiente. Ma si fa abbastanza? Si fa quello che le regole ci dicono di fare, ovviamente, che questo sia abbastanza saranno i fatti a testimoniarlo, ma certamente il quadro normativo sembra adeguato, così come sembrano adeguate le attribuzioni del corpo delle capitanerie di porto, che svolge un ruolo direi essenziale, in particolare per la tutela dell'ambiente marino. Mi riferisco anche all'erosione costiera, in questo senso bisogna avere più tutela, però forse diciamo c'è un po' di lassismo in questo. Questo probabilmente intercetta la necessaria sinergia con le autorità locali per la tutela del territorio, in primo luogo per la tutela, per la manutenzione in particolare del territorio. Sono temi complessi, ma confido nell'attività delle istituzioni a questo riguardo. Assessore Savarino, presente questa iniziativa della Lega di Agrigento sulla tutela dell'ambiente. Ecco, in un momento particolarmente difficile, lei come assessorato, abbiamo visto i danni causati dal ciclone Harry, insomma tanta carne al fuoco. Sì, siamo impegnati con il Presidente Schifani per rimettere in piedi le imprese balneari sulle nostre coste e farci trovare pronti quest'estate. Le misure a sostegno per il primo ristoro sono già operative sulla piattaforma IRFIS. Io ho semplificato il più possibile gli iter per rimettere in piedi gli stabilimenti. Abbiamo creato dei canali preferenziali con ognuno di loro. Abbiamo bloccato i canoni per evitare che avessero anche il danno del pagamento di un canone concessorio con i loro stabilimenti abbattuti, in molti casi ridotti veramente a macerie, ma il lavoro che stiamo facendo sta dando già i suoi frutti, perché c'è grande voglia di rimettersi in piedi. Devo dire che stiamo anche istruendo una pratica con l'Unione Europea per farci riconoscere lo stato di calamità e conseguentemente avere un contributo di solidarietà dall'Unione Europea, e quello che discende da questo è anche la possibilità di avere delle deroghe, così come ho ottenuto delle deroghe ambientali che dimezzano i tempi per le autorizzazioni. Cercheremo di avere anche un differimento della scadenza della Bolkestein per mettere nelle condizioni di rientrare nell'investimento a quanti stanno riproponendo il loro stabilimento con una scadenza che altrimenti sarebbe del 2027.
Oggi con la Lega Navale Sì. sarà un momento importante di confronto su questo territorio agrigentino che ha avuto danni minori rispetto alla costa ionica, ma li ha avuti pure. Noi, come sapete, stiamo lavorando in assessorato anche per la difesa e la tutela della costa. Questa occasione è quella che ci serve anche per ottenere più fondi. Io ho ottenuto, grazie a un pressing che ho fatto, la riprogrammazione di fondi europei su una vecchia graduatoria che dopo il periodo Covid era stata definanziata, e invece prima 66 milioni, ora 75, 2 settimane fa, e l'ho finanziata totalmente. Su Agrigento sono riuscita a inserire i progetti che riguardano San Leone, le dune, in una programmazione che ci ha visto il MASE, il governo Meloni, confermare tutti i 21 interventi che io avevo richiesto con un finanziamento di 58 milioni. Abbiamo però altre criticità che sono emerse proprio dal ciclone Harry, mi riferisco allo Zingarello, mi riferisco alla parte invece più vicina a Piazzale Giglio di San Leone, dove si è scoperta addirittura una condotta fognaria. Mi riferisco ad altre realtà anche della nostra provincia che abbiamo segnalato come Bovo Marina e sulla quale stiamo lavorando perché si possano ottenere non solo quindi fondi di ristoro, non solo fondi per il ripascimento e per la ricostruzione, ma anche per la tutela delle coste.